nostro, che così poi darà un quadro anche del... Con il bollettino, lo facciamo in doppio così siamo ancora più veloci. Alla mia destra i tamponi molecolari, alla mia sinistra i tamponi rapidi, quindi sono 3.431.018 molecolari e 2.047.164 rapidi. In totale nelle ultime 24 ore abbiamo fatto 50.235 tamponi, con un'incidenza dei positivi sui tamponi del 6,74%. Ovviamente stasera saremo nelle classifiche con 50, non con 50.000, ma avremo i positivi su solo 18.000 tamponi, che sono i molecolari. I positivi sono 3.388, che hanno un'incidenza di 6,74%. Guarda, questa è anche una tabellina riassuntiva, ce l'ho tutti i giorni, non ve la faccio mai vedere. Ma se volete ve la faccio girare, ve la faccio fotocopia, dovete farla. La passo io dopo, Presidente. Boh. Il numero dei positivi dall'inizio sono 280.719. Il numero dei positivi di oggi sono 90.951. I ricoverati totali in questo momento stanno scendendo, ringraziando Dio, speriamo che sia un trend e non un caso. 3.345. Sono meno 22 nelle ultime 24 ore, eccoli qua. Meno 2 in terapia intensiva e meno 20 nelle aree non critiche. Quindi è il terzo giorno di calo. Il che non vuol dire, ho visto qualche foto di qualche mega assembramento davanti a delle casse, non è che vuol dire che possiamo andare tranquilli. Cioè il virus c'è e finché non sarà debellato bisogna avere la massima attenzione. Prova sia, purtroppo questa sarà la parte che diciamo si arresterà per ultima, è quella della mortalità, più 106, 7.263. I dimessi sono 11.611. Le dosi somministrate di vaccino, iniziamo da ieri, sono arrivati 48.520 nuove dosi, cioè avevamo fatto il 100% ieri, no? Poi sono arrivate la nuova fornitura ieri mattina e ne abbiamo già somministrate un quarto. Quindi complimenti alla macchina dei vaccini. Sì, sì, a quest'ora, è roba di un quarto d'ora fa, mezz'ora fa. Alle 12 meno 5. Quindi la macchina funziona. Sui vaccini voglio essere chiaro che così poi non ci venga fuori il cinema che abbiamo visto con i tamponi e i positivi sui tamponi. Soprattutto lo dico per gli scienziati che danno sempre le interpretazioni. Adesso noi iniziamo, ascoltatemi bene, dalle prossime forniture ad accantonare i vaccini che non faremo subito, perché saranno vaccini che ci saranno per i richiami. Cioè chi ha fatto il primo vaccino 20 giorni fa, noi cos'è che facciamo? Iniziamo ad accantonare a ridosso in modo tale che ci restano pochi giorni in magazzino e poi iniettiamo per il richiamo. Perché fino ad oggi abbiamo fatto una scelta, secondo me giusta, che è quella di quantomeno di dare un minimo di copertura anticorpale a chiunque potevamo vaccinare, no? Voi sapete che comunque già la prima dose dà una copertura, dà una risposta anticorpale. La seconda la dà definitiva. Le alternative erano due: vaccinare e utilizzare tutto quello che avevamo, oppure mettere in magazzino. Però lasciare in magazzino un mese un vaccino per aspettare il paziente che ti arriva dopo 21 giorni, decisamente no. Quindi dai nostri calcoli con queste forniture settimanali adesso iniziamo ad accantonare le dosi che ci serviranno per i richiami. Presidente. Sì, con gradualità, insomma, il che non vuol dire che restano settimane, però potrete avere delle giornate dove c'è, magari dite, ma cosa, si è fermata la macchina, non si è fermata la macchina, è che cercheremo di farlo incastrare in maniera tale che arrivino e si somministrano, però un po' di prudenza ci vorrà.
Presidente, posso chiedere un chiarimento sul dato che ha appena mostrato? Esatto. Allora, dosi somministrate, eravamo appunto a 45.000 ieri, quindi oggi saliamo a 48.000. Ok. Percentuale dosi somministrate 24,70. Si riferisce a Delle nuove? quindi un quarto della seconda Sì, fornitura. sì, che sono 40.950 la seconda fornitura. Quindi dovrebbe essere circa 10.000. Più o meno, sì. E Adesso... perché da ieri 45.000 arriviamo a 48.000 adesso? Non mi è chiaro l'aumento, Prego. scusate. Risponde Flor, prego. Siamo a questa quota perché una quota della fornitura di ieri ci era stata anticipata. La fornitura di ieri è quella che dovevamo ricevere il 4. Una quota di quella che abbiamo ricevuto ieri ci è stata anticipata la settimana, il 5 mi pare, e quindi noi il 5 e il 6 abbiamo vaccinato Con la nuova quota. in acconto di quello che ci hanno dato ieri. Insomma, avevamo una parte anticipata. Ieri ci hanno completato la fornitura che era prevista per il 4 ed è per quello che siamo al 24%. Comunque c'è da dire, per dare una dimensione, oggi con questa macchina vaccinale, rispetto a queste categorie che prevedono ovviamente sanità su sanità, per capirci, i sanitari fanno della regione, gli ospedalieri praticano le vaccinazioni, noi siamo tranquillamente, possiamo arrivare a 7-8 mila vaccini al giorno. Quindi capite che quando tu ne hai 40.000 a settimana, 5-6 giorni li fai tutti. Quando si amplierà ad ampio spettro, poi anche l'assessore Lanzarini ovviamente c'era il coinvolgimento, anche visto e considerato che le vaccinazioni di massa speriamo si faccia con vaccini non refrigerati come Pfizer, allora capite che c'è tutta la macchina, diciamo, imponente del Veneto, che è quella dei medici di base, le farmacie, insomma tutti coloro che saranno in grado di praticare le vaccinazioni. In primis ovviamente i medici di base che conoscono uno ad uno i loro pazienti. Ma questo è un tema che tratterà la signora Lanzarini, che poi ha incontri anche con il dottor Flor direttamente lunedì, se non sbaglio. No, volevo dirvi un'ultima roba sul bollettino. Allora, è indubbio che abbiamo 3 giorni, da 3 giorni si sta calando. È indubbio che le curve che vediamo hanno un minimo di piega adesso, però non ci sentiamo di dire che questa è una direzione, e soprattutto vorrei essere chiaro, perché ho sempre detto quello che è la verità ai cittadini: se è una direzione va mantenuta. Cioè, capite che questa è come mettersi a dieta, no? Tu guardi la bilancia tutti i giorni, a un certo punto inizia ad andare giù. Non è che inizia ad andare giù e dice, beh, riprendo a mangiare dolci perché la bilancia ha iniziato ad andare giù, perché torna su. Per fare l'esempio pratico, e quindi questa è come la bilancia e la dieta. Se adesso noi siamo bravi a tenere il rigore, la mascherina, evitare gli assembramenti, bene. Se il tema diventa semplicemente oggi lo posso fare, ieri non lo potevo fare, cioè non è che usciti dalla zona arancione dell'altro ieri o dalla rossa, che cos'era, e siamo passati da gialla, significa che tanto io rispetto le regole. Bisogna metterci un po' anche del proprio, no? Nelle attività. E questo per venirne fuori velocemente. Alla luce di questo, siccome poi ci saranno le classificazioni che oggi noi non conosciamo ancora, nel pomeriggio, la sera, non so quando le farà, io vi confermo la posizione che noi abbiamo. Vi ricordo che domenica scorsa, come governatori, siamo stati convocati dal governo, ministro Boccia e ministro Speranza. C'è stato comunicato del pericolo imminente di una terza ondata. Penso che al di là come si può dire, degli osservatori che non vedono più in là della punta del naso, varrebbe la pena di vedere cosa sta accadendo in Europa e nel mondo. La Germania aveva procrastinato le aperture e si parla di febbraio, la Gran Bretagna cioè, addirittura ha buttato il cuore oltre l'ostacolo, non si sa quando lo riaprirà. E noi vi do una dimensione, la Gran Bretagna fa 58.000 casi al giorno, noi ieri avevamo 18.000 casi in Italia, cioè nuovi positivi. Dopo, per carità, dipende dal numero di tamponi, da tutta questa storia. Quindi c'è anche stato detto che noi in teoria siamo 2 settimane in ritardo sulle curve dell'infezione europea. Quindi la grande preoccupazione è quello che accadrà da qui alle prossime 2 settimane. Dobbiamo essere rigorosi nel rispetto delle regole. E tanto è vero che noi governatori abbiamo ottenuto una posizione che è assolutamente chiara, di dire che questo non è un fatto politico, no? Di evitare i dibattiti col dire che la zona gialla diventa
sei più amico di uno, sei più amico dell'altro, altre stupidate che ho sentito dire. Noi ci affidiamo all'Istituto Superiore della Sanità. Cioè non c'è un board scientifico più autorevole di quello dell'Istituto Superiore della Sanità. Si chiama Istituto Superiore della Sanità Nazionale, dove hanno per ogni regione dossier settimanali e quotidiani, perché diamo dati quotidiani, dove addirittura il singolo positivo è inquadrato col codice fiscale, quindi sappiamo, hanno dimensione di tutte le evoluzioni, tutte le curve, tutte le statistiche, esiste proprio un report settimanale per ogni regione. Allora, noi ci rimettiamo a quello che accadrà. Sappiamo di avere un R con T che lì gira attorno all'1, più o meno 0,2, più o meno 0,2 diciamo di valore. Sappiamo che noi abbiamo un'incidenza alta, cioè vuol dire che il numero di nuovi casi ogni settimana su 100.000 è importante. Vedremo quale sarà la classificazione. Ho ragione di pensare che non si parlerà di zona rossa perché il salto sarebbe importante, però non vi so dire in questo momento quale sarà, se sarà zona gialla o arancione, perché dobbiamo attendere. Quindi attendiamo e vediamo cosa sarà. Vi ricordo che noi abbiamo fatto ad oggi 20 giorni di restrizioni, abbiamo iniziato il 19 di dicembre con la famosa zona gialla plus, ovvero zona gialla plus è più di plus, nel senso che abbiamo chiuso i confini comunali alle ore 14, che è durata dal 19 fino al 24, il 24 fino al 23 alle ore 24. Dal 24 abbiamo iniziato con zone rosse i prefestivi e festivi e zone arancioni gli altri giorni. Quindi noi siamo a 20 giorni di restrizioni. Tanto per rispondere a qualche teorico che ha detto che bastava una settimana, per noi si sarebbe risolta la situazione, è stato improvvido non adottare una settimana. Siamo già a 20 giorni. La situazione purtroppo ad oggi non è che sta calando vorticosamente. Ricordo che abbiamo regioni limitrofe che hanno fatto restrizioni. È bene che vi ricordi che la Lombardia ha fatto 3 settimane di zona rossa, oltre a quelle di base che abbiamo fatto tutti, e 2 di zona arancione. Friuli ha fatto 2 settimane di zona arancione, o 3, l'Emilia Romagna idem, la Toscana si è fatta 3 di rossa e 2 di arancione, Bolzano penso sia fatto zona rossa. Sì, solo per dirvi qual è lo scenario di questo bacino epidemiologico. Adesso cercheremo di capire cosa accadrà. E certo è che ne dobbiamo venire fuori velocemente da questa partita. E penso che ci siano i presupposti se tutti noi facciamo un lavoro di squadra. Io credo fino in fondo che sia fondamentale il lavoro di squadra. Mi permetto di una roba, ogni tanto ci scrive qualcuno che guardate, comprendiamo fino in fondo la preoccupazione e la disperazione, cioè nel senso che ci sono persone che hanno grosse difficoltà, non sbarcano il lunario, attività commerciali. Ecco, io voglio essere chiaro, qualsiasi sia la decisione del governo, dell'Istituto Superiore della Sanità, è fondamentale che ci siano ristori. Per me questa è la dichiarazione che potete usare dopo che avremo le classificazioni. Che sia zona gialla ancora per il Veneto o che sia zona arancione, comunque è giusto e corretto ristorare coloro che comunque fanno un sacrificio per la comunità. Perché se è vero che ci sono molte persone che comunque lo stipendio lo percepiscono comunque, penso a chi ha la fortuna di poter lavorare per un ente pubblico, per chi ha la fortuna di poter lavorare per un'azienda che gli garantisce comunque lo smart working, eccetera, c'è anche chi si sacrifica per conto della comunità. Queste non sono solo attività commerciali che pagano il conto per essere attività commerciali, ma sono attività imprenditoriali che comunque, pensate alle palestre che sono chiuse da mesi, pensate ai bar e ai ristoranti, comunque non è che hanno la colpa di aver diffuso il virus, però stanno pagando un duro conto e deve essere riconosciuto. Io l'ho detto in più occasioni di riunioni, anche in queste ore, in questi giorni. Si garantisce che ci sarà un decreto di appoggio anche a queste nuove misure che verranno approvate, soprattutto quelle in base al rinnovo del DPCM del 15 di gennaio. Noi saremo lì a vigilare. No, vi dicevo, c'è qualcuno che ci scrive che noi abbiamo le restrizioni perché facciamo troppi tamponi. Cioè,
Cioè, eviterei di tornare alla prima elementare della spiegazione. Cioè, magari fosse così. Vorrei ricordare a chi si è fatto questa idea, perché ogni tanto arriva qualche email di queste. Vorrei ricordare, dimentichiamoci per un attimo i tamponi e guardiamo gli ospedali. Ci sono 3.400 persone ricoverate che non sono arrivate perché hanno fatto il tampone, arrivano perché non ce la fanno più a respirare, hanno le polmoniti, hanno bisogno di una terapia intensiva per sopravvivere. Quindi eviterei anche che parta una guerra tra poveri, che chi è malato ha la colpa di essere malato. Chi è ammalato ha il diritto di essere curato. E in Veneto stiamo curando, grazie a un lavoro ciclopico dei nostri uomini e donne della sanità e un'organizzazione che noi abbiamo dato, stiamo curando e prendendo in carico tutti. Oltre a questi prendiamo in carico anche oltre 7.000 pazienti che non sono Covid. Ve l'ho già detto ieri, lo dirò all'infinito. E vi ricordo, visto e considerato che abbiamo tanti che fanno grandi analisi, stando seduti comodi nel divano di casa, vi ricordo che se questa ondata fosse arrivata a marzo, noi non eravamo in grado di prendere in carico questi pazienti, restavano a terra. È bene ricordarlo, cioè noi a marzo avevamo 464 terapie intensive, oggi abbiamo in terapia intensiva tra Covid e non Covid 650 persone. Quindi nella sfortuna siamo riusciti nel frattempo a organizzare la sanità, portare a 1.000 terapie intensive attivabili. Oggi, guardate, in questa mattina quanti posti abbiamo liberi? Questa mattina abbiamo 76 posti liberi, oltre a tutti. Liberi vuol dire, signori, vuol dire con il letto, pronto, con il respiratore, cioè non bisogna, già attivati. Ne abbiamo 76. Vedete che stanno aumentando quelli liberi. Altro aspetto positivo. Ma se servisse averti 76 e anche altri, ce li abbiamo. Cioè, la cosa che mi dà pace è pensare, perché questa è l'unica preoccupazione che ho, che non ci sia un Veneto che resta a terra. Perché comunque, dopodiché ragazzi, se arrivano terapie intensive a 1 migliaio di persone, anche più, a quel punto implode la sanità, ma implodono tutte le sanità. Andate a guardarvi il numero di terapie intensive delle altre regioni, capite da soli perché vi dico questo. Basta, io non aggiungo altro. Se avete 2 domande rapide, poi vi lascio al dottor Flore e all'assessore. Pederiva, Tosato, Parisi, Pettenò, Radio Wellness e Zambon. Grazie, buongiorno di nuovo Presidente. Buongiorno. Allora, lei ci ha appena ricordato che sono i tecnici, gli scienziati dell'Istituto Superiore di Sanità e più in generale della cabina di regia a decretare la classificazione. Ciò premesso e ricordato, ho partecipato a una conferenza stampa del Partito Democratico questa mattina che fa un'analisi della situazione, formula le proprie critiche e avanza una richiesta, e cioè che pur a fronte di questo lei, Presidente, adotti comunque un'ordinanza che istituisce una zona rossa sulla falsariga di quella già emanata per la scuola. Come l'ha fatto per la scuola, sentendo appunto pareri scientifici, lo faccia anche per il resto delle attività. Da parte della maggioranza di governo, l'onorevole Rotta ha assicurato che ci sarà attenzione a garantire i ristori anche a fronte di misure restrittive regionali finora non coperte appunto da indennizi statali. La domanda secca è questa: a fronte di una garanzia nei ristori, lei è pronta ad adottare un provvedimento del genere? Grazie. Ma la risposta secca è questa. Con la scuola ci siamo confrontati con la comunità scientifica. Con l'identificazione delle aree sarà l'Istituto Superiore della Sanità a dire se siamo rossi o arancioni. Non ho capito perché si voglia sempre buttare in alto la palla per cercare di essere più realisti del re. Allora, delle due l'una: o decidiamo che questa è una scelta scientifica o è una scelta politica. Io mi rifiuto di pensare che davanti a un fatto sanitario si continui con questa narrazione di far credere ai cittadini che l'amministrazione regionale decide dove fare l'iniezione, su che parte del corpo, che medici, scusatemi, che protocolli sanitari utilizzare, che farmacologici o altro. Queste robe qua le fanno solo i tecnici. Dopo ve lo chiedete al dottor Flor. Il piano di sanità pubblica non lo fa Zaia, la Lanzarin, ma non lo dico perché devo sgravarmi di questo impegno, perché è fatto dai tecnici. Quando io leggo dalla prima alla seconda fase è cambiato tutto, no, non cambia niente. Sono le stesse persone che hanno governato la prima fase. Ci sono 1.200 medici in più, facciamo 60.000 tamponi al giorno contro 2.000 tamponi, abbiamo messo in rete 14 microbiologie e stiamo
curando più cittadini della prima fase perché abbiamo 1000 terapie intensive. Quindi la chiuderei qui. Il mondo della scienza ha un significato la sua esistenza, no? Ci dicono cosa dobbiamo fare. Ve l'ho appena detto, noi cioè, abbiamo delegato come governatori, anche quelli della parte politica di questi signori, a dire che ci dica la scienza cosa dobbiamo fare. Ma guardate, sapete perché è fondamentale che sia così? Perché sennò il dibattito, da un dibattito scientifico, diventa dibattito politico. L'avete vissuta la zona gialla, no? Abbiamo fatto 4 settimane, abbiamo sentito tante di quelle cretinate che a metà basta. Cioè, questo è quello che ci ha detto. E poi, guardate, il governo non è rappresentato da forze di centrodestra, è il governo che comunque, secondo me correttamente, interpella l'Istituto Superiore della Sanità. Figuratevi se queste scelte possono passare attraverso, ma adotti la zona rossa. Sentite, adotti la zona arancione, perché non l'arancione? Mi potevano dire anche di adottare l'arancione. Qual è la differenza tra rossa e arancione? Semplicemente che si chiudono i negozi, che non è un semplicemente, no? Ma se volessimo valutarla fino in fondo, noi non abbiamo agglomerati metropolitani, avendo piccoli comuni, mantiene un minimo di economia del territorio e la differenza tra le due zone è quella. Punto, mi fermo qui. Cioè, guardate, perdonatemi, eviterei in futuro di rispondere a queste domande perché lo stiamo dicendo all'infinito che è una scelta scientifica e ci rimettiamo alle scelte scientifiche. A completamento, se posso, solo per chiarezza, Sì. vuol dire che il Dipartimento di Prevenzione e gli scienziati che lei ha interpellato per la misura sulla Io non ho scuola nessuna indicazione per la non zona rossa in hanno questo ritenuto momento. di avanzare A noi soluzioni come o proposte amministrazione di questo no. tipo per il resto delle attività. E come abbiamo detto come governatori che è inutile che si continui, e io l'avevo detto, forse non so se c'eri in quella conferenza stampa di lunedì scorso, abbiamo detto come governatori evitiamo che ad ogni attribuzione di zona, mi ricordo la frase che vi ho detto, ci sia un istante dopo qualcuno che dice ma faccia un'ordinanza per fare questo. Cioè, scusate, se i massimi scienziati dicono questo, punto, ci diranno zona rossa, noi non... Ve lo dico in anticipo, prendiamo atto della scelta scientifica, dolorosamente prendiamo atto e ci rendiamo conto, però avete capito che questa si riduca al fatto che dei politici dicano cosa dobbiamo fare, preferirei farmelo dire dall'Istituto Superiore della Sanità in tutta sincerità. Tosato, poi Parisi, Petenò, Radio Wellness e Zambon. Buongiorno Presidente, buongiorno. Buongiorno. La prima è una domanda prettamente tecnica, proprio per diciamo di servizio per i cittadini. Prego. Ipotizziamo che il Ministero della Salute ponga il Veneto in fascia arancione. Rispetto alla fascia arancione, ci sono provvedimenti regionali integrativi o aggiuntivi guardate, in vigore? Scusatemi. In vigore dico. No, non so se mi sono spiegato. Vigore? Voglio dire, la fascia arancione assorbirebbe gli altri provvedimenti regionali attualmente vigenti? Ma non c'è nessuno provvedimenti regionali. Adesso noi siamo in zona gialla, come stabilito dal decreto del governo dell'altra sera. Sì. Oggi è l'ultimo giorno, poi c'è l'arancione, quindi nel momento in cui ci fosse un'attribuzione di una fascia, di un colore di fascia, quelle sono le misure, punto. Esattamente questa. No, dicevo... sa perché glielo chiedevo? Prego. Perché alcuni cittadini... non è che tutti seguono proprio l'escalation delle Certo. ordinanze, alcuni dicevano ci sono altre misure che bisogna tenere presenti, oltre invece l'arancione È assorbe. arancione, ma è identico arancione che abbiamo vissuto durante il periodo natalizio. Benissimo, e questo è chiaro. Un altro punto invece che riguarda le vaccinazioni. Sì. Da alcune parti, diciamo ambienti di governo, ambienti dell'opposizione, comunque insomma c'è chi auspica una vaccinazione di studenti e docenti per consentire la riapertura in sicurezza delle superiori. Postilla a questo c'è anche chi lamenta che nel programma vaccinale indicato dal governo non siano inserite nelle fasce prioritarie le persone disabili e i loro familiari. Glielo segnalo come proposta, guardate, come indicazione. Ricordiamo ai cittadini che le classi di priorità nelle vaccinazioni sono stabilite direttamente dal governo, dal Ministero della Salute.
Avrei infine una domanda per, per l'esimio direttore Flor, ma La magari facciamo dopo, la così facciamo io dopo. poi vado sopra. Prego. Ci sono previsioni di tempi per questa classificazione? Ha parlato No. con qualcuno? No, non lo so. Oggi immagino che oggi ci sia la classificazione, Sì, come, oggi sì, come ma... accade tutti i venerdì. eh, Sarà in giornata, penso, immagino. mm. La ringrazio. Prego. Parisi. Presidente, buongiorno. Dite Allora, sempre per chi lavorate, scusate, io me ne Sì. dimentico. Le tue testate. devo ricordare la mia testata, sì, Anna Maria Parisi, Gruppo Media Nord-Est, Antenna 3, Rete Veneta, Tele Nord-Est. No, ce lo chiedono da Sì, casa. sì, no, non lo sapevo perché essendo rientrata da poco. Hai ragione. Quindi, bene. Allora, alcune domande le hanno già poste i colleghi, invece chiamano in tanti sui vaccini e magari la girerò C'è al il dottor Flor. Tra questi ha chiamato stamattina, ci tenevo a dirlo visto che era particolarmente accorata nei saluti nei suoi confronti, la signora Chiumenti, la moglie del professor Chiumenti, Ah, prof, con cui sì. lei, ecco, e quindi Ha la fatto la saluto. tesi o professor Chiumenti? Esatto, sì, sì, ce l'ha detto. E poi invece ci hanno chiamato anche i familiari di una signora di cui lei aveva ricordato il compleanno, i 109 anni, il 30 novembre scorso, ovvero la signora Marcella Boldrini. Ecco, la signora ha compiuto 109 anni il 29 novembre scorso, lei l'ha salutata e però purtroppo è venuta a mancare. Allora, ecco, un saluto così. Mi spiace. 109 anni. Sì, aveva superato 2 pandemie e 2 guerre Sì, mi mondiali. ricordo. E poi avrei anche una domanda per quanto attiene la questione delle visite private, ma magari la pongo Sì, all'assessore all'assessore Lanzarin. Lanzarin. Grazie. Grazie. Pette no. Curcio Pettenò, RAI TGR Veneto. Presidente, innanzitutto un'informazione. La decisione che prenderà viene presa però dal Ministro della Salute, poi la classificazione. Funziona Perciò, esattamente così. L'Istituto Superiore della Sanità fa un report nel quale dà le indicazioni per ogni regione e il Ministro la trasforma con un'ordinanza ministeriale. è un'ordinanza che rispetta le indicazioni del Certo. CTS o può essere rivista dal Ministro? No, ma no, fino ad ora il Ministro ha sempre adottato in maniera assolutamente rispettosa le indicazioni dell'Istituto Superiore. Quanto durerebbe poi? Una settimana? Ma di solito sono 2 o 3 settimane le aree. Nel senso che le zone gialle vengono rinnovate ogni settimana, invece se sono di altro colore mediamente sono 2 o 3 settimane dal momento in cui vengono deliberate. Allora, stiamo sull'ipotesi appunto che si va in arancione e le faccio ripetere. Questo non lo so. Però le faccio chiedere appunto, al di là della classificazione, lei sottolinea l'aspetto dei ristori. Come dovrebbero intervenire i ristori? Quali richieste specifiche lei fa da parte come governatore, come presidente della Regione del Veneto, sui ristori che servono ad alcune categorie che vengono colpite dai provvedimenti? Ma guardi, le zone dalla gialla alla rossa all'arancione, diciamo, allora, le zone diciamo, dalla gialla, arancione e rossa hanno un crescendo di impegno economico con i ristori. Devono essere ristorate le attività diciamo, prontamente chiuse, che sono penso ai ristoranti, i bar o altre realtà che sono chiuse. Penso alla zona arancione, che comunque mantiene aperti i negozi, ma che avranno anche loro, diciamo, delle difficoltà perché avranno la chiusura del confine comunale e quindi non potranno avere clienti da fuori comune se fosse zona arancione. Se fosse zona rossa si va anche alla chiusura dei negozi. C'è da ricordare che in tutte le zone è possibile uscire dal confine comunale per lavoro, per salute, per necessità, per fare la spesa alimentare e queste sono sostanzialmente le motivazioni per l'uscita. Per quanto riguarda appunto la questione ristori, ma fino adesso a lei risulta stanno arrivando, sono arrivati, ci sono degli interventi che la Regione può aggiungere alle richieste che vengono dalle categorie di sostegno? Ma guardi, il grido di dolore delle imprese e di tutti coloro che ne stanno pagando il conto di questa crisi
è comprensibile ed è da sostenere fino in fondo. Dico anche che noi abbiamo fatto la scelta di non mettere le tasse, per cui noi non preleviamo dalle imprese, dalle famiglie 1.179 milioni di euro all'anno. È come se le chiedessimo con le tasse e poi le restituissimo. Dall'altro c'è da dire che alcuni hanno ricevuto ristori, perché è pur vero che qualcuno ha sentito che ha ricevuto ristori, poi ce ne sono tanti che non li hanno ancora visti. Quindi spero che sia solo un problema, come si può dire, burocratico, perché i ristori sono stati annunciati. Anche l'ultimo decreto era stato affiancato a un provvedimento da 650 milioni di euro, vi ricordate, a valere dai primi di gennaio, e anche le ulteriori zone dovranno avere un decreto di sostegno. Un'ultima domanda, mi scuso se sto rubando spazio, ma sui vaccini ho sentito che il Presidente dell'Emilia Romagna, nonché Presidente della Conferenza delle Regioni, ha lanciato l'idea, e non so se questa è un'idea che viene fatta da tutte le regioni, di fare i vaccini anche di notte. È un'ipotesi che state Ma sì, valutando? noi siamo pronti. Noi siamo pronti, giustamente Flor dice, prima facciamoli bene di giorno, però al di là della battuta, devo dire che nell'ultima riunione io ho anche proposto di arrivare almeno fino a mezzanotte. Considerate che ci vogliono i vaccini per farli, Cioè, noi siamo pronti a fare l'H24, l'abbiamo già annunciato in tempi non sospetti, forse a voi è sfuggito, abbiamo parlato di palazzetti dello sport, di fiere, però ci vogliono i vaccini. Considerate che noi oggi abbiamo una fornitura che ci permette di fare 7.000 vaccini al giorno, è finita, cioè, oltre i 7.000 non possiamo andare perché non abbiamo proprio i vaccini, fisicamente i vaccini. In ogni caso ci sarebbe lo stop al movimento alle 22, perciò se siamo o gialli o rossi, arancioni, perciò... No, ma quello non è un problema, perché per motivi di salute si va fuori confine comunale a farsi il vaccino. Figuriamoci se non si fa il vaccino. Non c'entra nulla la zona con la vaccinazione. Però guardate, se dovesse sbloccarsi la partita, diciamolo fino in fondo, di AstraZeneca, perché Moderna si è sbloccata, ma per noi è irrisoria come paese, e allora se si sblocca AstraZeneca, ieri c'è stata una comunicazione di OMS importante che ha detto che in via di principio, in un contesto diciamo di necessità, si può provvedere anche all'utilizzo di AstraZeneca. Questo l'ho letto io in un comunicato di OMS, il che mi fa pensare che a breve giro di posta ci sia un'autorizzazione. Se sarà così ne avremo tanti, perché ci annunciano che non avremo problemi, a quel punto faremo sessioni a tutte le ore per poter vaccinare. Radio Wellness, se ti puoi avvicinare al microfono, grazie. Che poi, scusa, è la radio delle palestre, la Radio Wellness? Più o meno, no, non solo delle palestre. Buongiorno Presidente, Marco Buongiorno. Lagava, Radio Wellness. Volevo chiederle due chiarimenti. Ieri ha parlato di 8 varianti del virus nella nostra regione, di cui 2 solo venete. Ha informazioni riguardo l'efficacia del virus su tutte e del vaccino su tutte e 8 le varianti? Sì. E se le 2 varianti solo venete sono state trovate anche in altre regioni? No, allora confermo che le varianti venete nel database nazionale non trovano traccia, quindi vuol dire che sono al momento solo venete. E non sappiamo la ricaduta ancora dal punto di vista epidemiologico, perché vanno interfacciati i dati delle varianti con le sintomatologie dei pazienti che portavano quelle varianti, cioè capire se danno polmoniti, se sono più infettive o meno infettive. Dall'altro però voglio ricordarvi che il vero problema è quella inglese, che ormai ha assodato che è molto più contagiosa, e questo potrebbe spiegare, diciamo, l'onda di piena che ci siamo presi noi in maniera importante, che non c'entra nulla. Cioè, qualcuno dice ma cosa è cambiato? C'è cambiato il virus, cioè il virus di oggi non è quello di marzo, deve essere chiaro a tutti, il virus di oggi non è quello di marzo, cioè questo ce lo dice lo zooprofilattico che l'ha sequenziato. Zambò, e poi passiamo al dottor Flor se non ci sono altre richieste. Io forse passo direttamente al dottor Flor, Bene. perché altrimenti Allora mi passiamo al dottor Flor. No, prego. No, semplicemente per avere il numero preciso, lei diceva ci sono 650 terapie intensive occupate e abbiamo 76 posti, quindi ne abbiamo 726 al momento, perché ci segnalavano ad esempio a Verona nuove aperture. A questo punto lascio, se vuoi, dottor Flor, pensavo volessi risposta da me. E vi ricordo solo una roba sulle terapie intensive, siccome anche questo è diventato un tormentone, no?
perché poi c'è chi non ha altro da dire che so far polemiche, no? Noi purtroppo siamo impegnati su un altro fronte, che è quello di salvare la vita alle persone. Voi ricordate, le terapie intensive sono state tutte comunicate al Ministero, sono tutte cartografate con le planimetrie, sono alcune attivate, altre attivabili. Poi il dottor Flor vi spiegherà anche la differenza tra questi due termini, no? Perché attivabili? Perché non ha senso tenere 500 letti vuoti, perché sarebbe assolutamente un insulto all'organizzazione. Aggiungo anche l'altra domanda, Prego. per cui poi mi dica lei se vuole rispondere o se facciamo spiegare al dottor Flor. Ci segnalano tanti concittadini ormai AIRE che vivono parte dell'anno all'estero e parte no, tanti vorrebbero vaccinarsi, però avendo chiesto, ho presente il caso di una coppia che vive metà dell'anno in Grecia, trevigiani, hanno chiesto all'USL di Treviso, hanno chiesto all'ambasciata italiana in Grecia, la risposta è al momento non abbiamo indicazioni su se e come sarete vaccinati. Quindi Nessuno lascia a ci terra chiedono- nessuno. Il problema è che lo faranno quando sarà il loro turno. No, ma la risposta è stata non ci risulta che vi sarà un turno perché di Vorrei fatto avete conoscere la chi ha residenza. dato questa risposta. Ma cioè, sono cittadini italiani, vengono vaccinati in Italia, appunto. Ma scrivetelo, non serve neanche leggere le leggi per fare queste robe qua. Non lo dico a voi, trovo strano che se ci dite anche chi ha dato questa risposta, almeno sappiamo da dove è nata. Non c'è nessun problema. I gelatieri quando tornano a casa hanno la vaccinazione quando sarà il loro turno, per capirci. Saluto i gelatieri, ecco, e voglio... No, Questi no, non sono gelatieri. no, no, voglio salutarli, Sono accademici. perché vi ricordo che i gelatieri in Germania danno lavoro a 22.000 persone e la Germania ci ha ospitato e voglio anche esprimere la mia vicinanza alla Germania. La Germania fa 1.000 morti al giorno e noi con la Germania siamo legati a doppio filo per relazioni sociali, economiche e culturali. Abbiamo un sacco di veneti lì in Germania e quella situazione che stanno vivendo in questo momento di certo è la più brutta nella storia della Germania dal punto di vista sanitario. 1.000 morti al giorno. Avete visto il discorso della Merkel e avete visto cosa ha detto? Ha detto, cioè, io non ho mai vissuto un periodo come questo. Tra l'altro Merkel è anche il suo ultimo mandato, quindi esprimo veramente la mia vicinanza e della nostra comunità ai tedeschi. Bene. Ah, scusa. Cristina Giacomuzzo, scusa, ma non ti avevo... No, scusa di te, mi è arrivata in questo momento. Buongiorno Presidente, mi chiedono da Verona per l'Arena. C'è una famiglia di Verona che in maggio partirà per l'America per un intervento chirurgico della figlia minorenne e una permanenza negli Stati Uniti di 3 mesi per la riabilitazione. Hanno bisogno di partire vaccinati, cosa devono fare non rientrando nelle fasce? Per Secondo tempo? voi cosa facciamo? Chiedo Voi cosa scusa. fareste? Cosa faresti? Io parto, a No, prescindere, nel ma- senso li vaccineresti? Ma per forza, ma figuratevi. Cioè, Quindi l'USL... questo non è una deroga, cioè è una deroga, ma è motivata. C'è una persona che va per motivi sanitari e urgenti negli Stati Uniti e ha bisogno della vaccinazione. Figuratevi se non li vacciniamo. Prendano contatti con il dottor Girardi, penso che sia sufficiente il dottor Girardi di Verona, e se non trovano il contatto ci chiamino e ci arrangiamo noi. Non è un trattamento di favore, hanno un diritto. C'è anche un'altra famiglia che dovrà portare il bimbo per un'operazione importante, un bambino piccolo, e anche lì c'è il problema della vaccinazione, verrà fatta. Se ci fanno avere il nome, magari tramite l'Arena, li contattiamo, non c'è problema. Lo dici a me. Sì, perfetto, dopo... Grazie. Presidente, vedo il CTS che dice siamo a rischio zona rossa, vedo un'ultima Non lo so. uscita, ma se arrivassimo in zona rossa lei che dice? Quello che ho detto prima. Cioè noi ci rimettiamo le decisioni dell'Istituto Superiore della Sanità. Se decidiamo che il tema è un problema sanitario, se qualcuno vuole farlo diventare politico, noi ci chiamiamo fuori, come abbiamo sempre fatto. A questo punto direi che possiamo lasciare il Presidente libero. Grazie. E Buon passare lavoro. al Dottor Flor, grazie. Poi c'è l'assessore. Poi l'assessore. O vogliamo fare al contrario? Facciamo il contrario. Assessore e poi chiudiamo col Dottor Flor. Prego, Assessore.
Sì, no, il Presidente aveva, intanto buongiorno, aveva annunciato il discorso per quanto riguarda i medici di medicina generale, no? Allora noi lunedì avevamo già in programma un incontro per fare il punto sui tamponi e quindi con numeri sono effettivamente molti e quindi poi ve li comunicheremo anche a voi, sia i tamponi fatti dai medici di famiglia sia i provvedimenti contumaciali, quindi hanno fatto un lavoro e dobbiamo ringraziarli di questo, un lavoro molto molto importante. Un lavoro che continuerà anche nel proseguo, perché voi sapete che ci eravamo dati fino a fine anno, perché in finanziaria c'è stato messo anche uno stanziamento specifico, 70 milioni, proprio per continuare con l'accordo, insomma, diciamo nazionale che era stato preso a livello nazionale, i famosi 18 euro a tampone, no? Quindi faremo questo incontro lunedì appunto per fare il punto su la continuazione dell'attività dei tamponi e quindi presso i propri ambulatori o comunque in altre strutture, insomma, come si sono organizzate per vedere i numeri di questi 2 mesi più o meno, insomma, in cui sono stati molto attivi e poi con loro ci siamo già parlati, insomma, per iniziare il coinvolgimento per quanto riguarda la fase vaccinale, che sarà la fase vaccinale chiaramente legata a il momento in cui avremo dosi di vaccino sufficienti, ma soprattutto avremo un vaccino che è fattibile anche, la cui somministrazione è fattibile anche da parte degli MMG perché non c'è la catena del freddo o comunque dei limiti di questo tipo. Quindi sicuramente il discorso AstraZeneca che diceva il Presidente diventa fondamentale. È chiaro che i medici di medicina generale sono sempre stati importanti per quanto riguarda la catena delle vaccinazioni, pensiamo all'antinfluenzale, quindi vanno arruolati subito, ma comunque insomma diventano un punto fondamentale proprio per nei confronti dei loro assistiti e non solo. Inizieremo invece già a settimana prossima per quanto riguarda l'individuazione delle corti, quelle degli ottantenni, insomma, da vaccinare in base al programma e in questo caso, quando parliamo di ottantenni non autosufficienti, ci sarà l'infermiere dell'assistenza domiciliare che andrà eventualmente a casa, quindi qualcuno aveva anche chiesto andate direttamente a domicilio, sì, per il disabile non autosufficiente, insomma andremo anche direttamente a domicilio per fare il vaccino. Queste insomma le ultime cose. Chiaramente dopo l'incontro di lunedì vi forniremo anche sia sui numeri, insomma sul punto numeri per quanto riguarda tamponi e proseguo dell'attività, sia per quanto riguarda il discorso appunto della campagna vaccinale poi insomma nelle fasi successive. Per quanto riguarda invece la domanda, quella lì, insomma, delle riaperture di alcune attività, mi sembra legata alla libera professione, penso sia. Sì, esatto, perché anche per quanto riguarda le attività non solo in convenzione ma private, privatistiche presso le strutture pubbliche, chiedono molte persone quando verranno riattivate, anche perché hanno necessità di andare con quel medico specificatamente. Allora, è chiaro che sappiamo insomma che c'è molta richiesta da questo punto di vista, siamo però ancora in una situazione e è stata analizzata ieri anche dai direttori generali, dal direttore generale dottor Flor, per cui in questo momento non riapriremo l'attività in libera professione, ma ci prendiamo un'altra settimana per capire com'è l'andamento appunto all'interno degli ospedali e quindi come l'andamento anche a livello di pressione. Tra una settimana insomma saremo in grado di anche capire e speriamo insomma anche di riaprire questo segmento importante. Ultima cosa che dico e poi lascio la parola al dottor Flor, credo che la settimana prossima riusciamo a darvi anche un primo resoconto per quanto riguarda le farmacie. Mi dicono che una ottantina di farmacie rispetto alle 1400 hanno già aderito e stanno già facendo tamponi, ma era un dato, insomma, mancava ancora tutta una USL, mi sembra tutta l'USL di Verona, quindi probabilmente saranno anche di più. Essendo anche loro inseriti nel sistema di biosorveglianza, riusciremo ad estrapolare anche qui i numeri e darvi anche un quantitativo di quanti tamponi vengono fatti all'interno delle farmacie, anche con il quantitativo di farmacie che hanno aderito. Assessore, scusi, posso farle un'altra domanda o non so se ci Sì, sono anche altri colleghi? dopo la Parisi, se qualcuno ha altre domande. Giacomuzzo? Ok.
Sì, Assessore, volevo chiederle se è vero che in questa prima fase di vaccinazione per quanto riguarda gli operatori sanitari rientrano anche i medici pensionati, anche se non sono direttamente coinvolti in prima linea. I medici pensionati rientrano in questa prima fase di vaccinazione? Allora, poi risponde il dottor Flor. Io credo che se sono medici pensionati che sono tornati al lavoro, sì, se sono medici pensionati e se sono No, coinvolti... non sono coinvolti nell'attività di reparto, ma sono a casa in pensione. Cioè, a me non risulta, non lo so. Cioè sono quelli che sono stati richiamati, credo. No, la specifica era sono medici pensionati che non sono direttamente coinvolti in prima linea, quindi non sono tra i reparti. Sono pensionati come gli altri. Sì. Per quanto ci riguarda, sì. Tanti medici in pensione che sono stati coinvolti e con attività di tampone e nelle case di riposo, qualcuno è coinvolto nelle vaccinazioni a livello, quindi varia da caso a caso, non lo so. Il pensionato fine a se stesso oggi non è le categorie previste, ma noi abbiamo tante situazioni tipo anche non è previsto in genere chi fa attività tipo del soccorso, però dove c'è una franca attività che espone anche al Covid, è inutile dire che uno non c'è, uno sì, uno no, quindi ne vacciniamo piuttosto uno in più che uno in meno, avendo a disposizione il vaccino su persone che in qualche modo sono operative, soprattutto legate anche all'attività Covid e anche nell'attività in strutture residenziali per disabili, per non autosufficienti, oltre che le RSA. Su questo noi andiamo, è un target molto preciso e anche se il personale lavora a queste strutture come volontariato, insomma. Giacomuzzo. Buongiorno, Giacomuzzo, Giornale di Vicenza. Assessore, mi scusi, è stato completato il concorso per l'assunzione degli infermieri o è ancora in corso? No, il concorso è stato completato, c'è una graduatoria e c'è un'interlocuzione tra le varie direzioni del personale proprio per cercare di non creare problemi di travaso tra una struttura e l'altra. Quindi ci stanno proprio questa mattina, c'era un incontro tecnico per cercare appunto di non mettere in difficoltà nessuna struttura, il famoso problema delle case di riposo. Quindi vuol dire che io infermiere ho vinto, però se lavoro in una RSA resto in stand-by? Stanno cercando di trovare la soluzione più consona, più possibile, più legittima per salvaguardare i diritti delle persone, ma al tempo stesso di non creare disservizi da nessuna parte. Se posso chiedere Allora, facciamo un dettaglio Tosato. Scusa Cristina. Prego Cristina, no. Ecco, no, magari l'assessore oppure il direttore Flora. Questo discorso delle fiale, delle dosi che si possono ricavare dalle fiale, leggevo che secondo l'AIFA si potrebbero estrarre anche 6 dosi da una fiala. Ecco, Io ho finito. No, lo dico perché questo... AIFA recita testualmente almeno 6. Almeno 6. Quindi se... Non c'è scritto più, recita almeno 6. In qualche rarissimo caso mi dicono che ci sarebbe anche la 7ª e quindi non è esclusa, perché secondo me almeno 6 non esclude la 7ª. Gli operatori ci dicono che in qualche altrettanto rarissimo caso ce ne sono 5. Ma il tema era che nella prima consegna, quella sperimentale da 860 dosi per tutta la regione, Quella del 27. ci avevano detto 5 dosi per ogni flaconcino. Oggi ci dicono almeno 6, c'è una circolare ufficiale del Ministero che trasmette la circolare AIFA, quindi il dato è questo. Che è uscita dopo il primo giorno, quello che citava il direttore Flor, dopo la giornata della domenica 27, che tutti hanno fatto 5 dosi, 2 giorni dopo è uscita la circolare ufficiale AIFA con 6 dosi. Ecco, quando vengono segnalate le dosi ricevute, quando vengono segnalate le dosi ricevute
da Roma, per intenderci. Direttore, Facciamo mi il può caso di spostare ieri. così sentono le TV, grazie. Facciamo il caso di ieri. Queste dosi vengono valutate tenendo conto il numero di almeno 6 per fiala. Noi ieri avevamo ricevuto 440, con l'acconto che avevamo avuto abbiamo ricevuto 40.950 dosi. Quindi quelle sono le vaccinazioni che faremo. La prima volta abbiamo ricevuto 38.900, oggi siamo a 48.000, ecco perché abbiamo consumato il 24% della seconda fornitura. Bene, allora c'era Zambò, la collega Moscati, ancora Giacomuzzo e Parisi. Sì, volevo appunto tornare sul tema di prima, dottor Flor, per il numero di terapie intensive. Abbiamo detto 650 occupate fra Covid e non Covid, è il numero preciso? No. No. L'ha detto Allora, il noi Presidente, abbiamo glielo richiedo. 700 posti di rianimazione, 701, 698, comunque posti attivi, occupabili. C'è una rilevazione che facciamo alle 17 di pomeriggio e c'è una rilevazione che invece il coordinamento regionale del 118, il dottor Rosi, fa in tempo reale. Allora, il numero che ha dato il Presidente alla rilevazione ufficiale che vedete sul bollettino ieri sera, quello che io vi ho detto, i 76 posti liberi, era la rilevazione in tempo reale che ha fatto il dottor Rosi stamattina. Questo, i 76 posti, non sono 76 posti Covid, sono 76 posti dei 700 che stamattina erano liberi per eventuali pazienti Covid pro quota, e voi sapete che avevamo destinato 400 posti letto ai malati Covid, gli altri 300 erano destinati a malati non Covid. Sull'andamento dei posti letto, anche in rianimazione, stiamo notando un minor numero di nuovi ingressi. Noi abbiamo passato un lungo periodo in cui avevamo 20 persone al giorno che entravano in rianimazione, nuove persone che entrano, oggi siamo intorno a 15. Questo coincide anche con un minor numero di nuovi ricoveri in terapia, non solo in terapia intensiva, ma anche nei ricoveri non terapia intensiva, quindi malattie infettive e semi-intensiva, e anche negli ospedali di comunità. Quindi i nuovi ricoveri di pazienti positivi da 3 giorni sono in leggero calo. Ricordate, avevo detto, noi siamo pronti ad affrontare una crescita. La malattia da un mese cresceva lentamente, circa 50 nuovi ricoveri al giorno, che erano in gran parte controbilanciati anche da dimissioni. Oggi siamo a una diminuzione di 50 nuovi ricoverati al giorno. Quindi vuol dire che il saldo tra i nuovi ricoveri e i dimessi è meno 50 al giorno. Ma è uniforme in in tutta la regione oppure ci sono USL dove si soffre di più e dove si soffre di meno? Ci sono mediamente, la situazione è abbastanza stabile. Nelle terapie intensive la situazione di maggior occupazione è Verona, nelle terapie non intensive la provincia, voglio dire, di Verona, per le terapie intensive, per le non intensive è Treviso, quella di maggior occupazione. La provincia che è bassa sia nella terapia intensiva che nella non intensiva è Rovigo, che la vedete, la solita. Ultima cosa a entrambi probabilmente. Alla fine, qual è l'RT preciso che risulta a voi alla vigilia della scelta? Perché in agenzia leggiamo 0,97,
Chiedo all'assessore. Sì, è vi uscita adesso risulta? un'agenzia che il CTS ci pone, ve la leggo, così il direttore non può saperlo. Dice l'indice di trasmissibilità RT medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 103 e dice che l'Emilia Romagna, la Lombardia e la Calabria hanno un RT puntuale maggiore di 1 anche nel valore inferiore, compatibile con uno scenario di tipo 2. Altre 6, Liguria, Molise, Sardegna, Sicilia, Umbria, Valle d'Aosta, lo superano nel valore medio, altre 4 lo raggiungono, Puglia, o lo sfiorano Lazio, Piemonte e Veneto. Però questo è quello che è uscito adesso. Quindi noi questo lo sappiamo perché vorrei dire, noi mandiamo puntualmente tutti i nostri dati, l'elaborazione di tutti questi dati, come sapete, insomma, viene fatta dall'Istituto Superiore di Sanità. Questa è la fonte da cui noi sappiamo qual è il nostro RT. Noi non calcoliamo il nostro RT, questa è la fonte. Noi diamo tutti gli elementi perché poi l'Istituto Superiore di Sanità fa il calcolo. Ok? Moscati, Giacomuzzo, Parisi. Sì, mi scusi, io volevo tornare un attimo, se posso, sui vaccini. Prima aveva detto il Presidente, stiamo mettendo da parte le dosi per la seconda richiamo. Insomma. Non ancora, metteremo. Metteremo, benissimo. Ecco, appunto, riguardo proprio a questo metteremo. E siccome si parla di questi 21 giorni, molti si chiedono, ma se per caso succede qualcosa, tipo non c'è la dose, non sta arrivando, oppure eccetera, e uno facesse questo richiamo qualche giorno dopo, c'è qualche problema? Cioè questa data è essenziale, cioè rispettarla, oppure ci sono delle variabili? Alle persone che vengono vaccinate viene data Sì, questo lo sappiamo, l'appuntamento. l'appuntamento per il richiamo. Se ragioniamo se non arriva il vaccino, È un'ipotesi. È un'ipotesi non data, potrebbe ritardare. Allora, realisticamente, se il vaccino ritarda di un giorno non succede nulla. Okay. Però noi non è che aspettiamo, noi il grosso dei richiami ce l'abbiamo da partire dal 20-21, no? Perché poi abbiamo 800 richiami, quelli che abbiamo fatto il 28, cioè i primi richiami li facciamo il 18, sono 800 persone, quindi non è un numero elevato. Dal 20-21 cominciamo ad avere, noi lo sappiamo, se posso dirle subito qual è stata la progressione. Noi abbiamo ricoverato il 30 dicembre 698 persone, il 31 dicembre 3146, quindi sappiamo che al 21 gennaio avremo 3146 persone che arrivano. E quindi con la fornitura del 11 e quella del 18 noi siamo sicuri di accantonare i richiami, almeno per le date, che poi sono anche tutti i numeri successivi, perché stamattina il Presidente ha detto vaccineremo anche 8.000. Noi il giorno dell'Epifania abbiamo vaccinato 8.060 persone. Quindi noi sappiamo esattamente quante persone abbiamo vaccinato ogni giorno, dove le abbiamo vaccinate. Ogni sede vaccinale accantona, a partire dalla fornitura di lunedì prossimo, cautelativamente, perché poi abbiamo anche un'altra fornitura il 18, prima dei richiami, le dosi per i richiami. Perfetto. Potesse saltare anche la fornitura dell'11 che arriva al 14, non pregiudichiamo il richiamo. Se la fornitura del 18 arriva al 20, non pregiudichiamo i richiami, quindi abbiamo un margine. Per cui sta alla vostra, diciamo, previsione e messa in sicurezza delle dosi, onde evitare qualsiasi altro problema che potrebbe essere da un arrivo. Noi nelle prime 2 forniture abbiamo fatto la scelta di vaccinare e di consumarla interamente anziché accantonare, perché avremmo ottenuto vaccino accantonato per un mese, per 20 giorni. No? Con le prossime forniture vacciniamo quel tantino che abbiamo, perché dobbiamo accantonare per i richiami. Perfetto. Ma il nostro piano è che per fine gennaio
abbiamo chiuso tutto il personale sanitario, gli ospiti dell'RSA, il personale dell'RSA, gli ospiti e il personale dei centri territoriali per non autosufficienti e per il disagio, e per una quota di questi avremo anche iniziato il richiamo. Quindi queste sono le prime categorie che sono previste. Ricordo che Grazie. Giacomuzzo e poi Parisi. Dottor Flor, chiedo da lei se da tecnico ha voglia di replicare alle dichiarazioni del professor Crisanti. Oggi sul nostro giornale lui sostiene che il Veneto ha sbagliato perché le zone rosse funzionano, le zone gialle no, sono meno efficienti. Il Veneto ha sbagliato poi ad affidarsi ai tamponi rapidi che non sono adatti. Le faccio un riassunto veloce della sua posizione. I tamponi rapidi in particolare non sono adatti perché sono stati quelli, dice, che hanno permesso poi di infettare le RSA. Ti fermo subito. No. Il professor Crisanti deve cambiare interlocutore, perché vorrei dire, casomai non lo sapesse, lo ricordo, che le zone rosse, gialle o altro le decide non la Regione, e quindi il Veneto si è solo adeguato a quello che ha fatto il governo, l'Istituto Superiore di Sanità, e l'utilizzo dei tamponi per lo screening, ricordo che sono forniti ai medici di medicina generale dal commissario Arcuri. Non solo, lo Stato ha modificato il contratto dei medici di medicina generale perché questi possano fare i tamponi rapidi che sono forniti direttamente da Arcuri. Quindi noi abbiamo messo in pratica, sia per quanto riguarda il regime di colorazione, sia per quanto riguarda la politica dell'utilizzo dei tamponi rapidi, su cui noi ci eravamo per tempo affrettati ed oggi siamo ad una terza generazione di tamponi rapidi considerata molto affidabile, ma noi abbiamo semplicemente fatto quello che era la programmazione e la direzione nazionale. Quindi mi domando dov'è che abbiamo sbagliato. Beh, abbiamo fatto quello che è stato indicato a livello nazionale. Un'ultima precisazione sulle scuole: sostiene che si è riaperto al buio, o comunque c'è l'impressione che non ci sia un'idea se le misure di contenimento che sono state adoperate fino alla festa di Natale siano effettivamente buone oppure no. Su questo cosa risponde? Guarda, noi abbiamo i dati scuola per scuola, i dati di nuove malattie, i dati di contagio dove si è manifestato un caso fra gli studenti o fra gli scolari, i dati di contagio dove si è manifestato un caso tra i professori, corpo docente ed altri professori. Abbiamo tutti i dati e le decisioni le abbiamo prese anche sulla base di questo. Fin quando l'indice di contagio era praticamente nullo, non abbiamo fatto provvedimenti. Quando abbiamo visto che all'isolamento di un caso corrispondeva un ulteriore caso positivo, abbiamo fatto provvedimenti. Questi sono gli elementi su cui ci siamo basati. Direttore, ti informo, scusa se ti interrompo, che in questo momento è uscita una ADN Cronos, non so se gli altri colleghi ce l'hanno, in cui si dice che Calabria, Emilia, Lombardia, Sicilia e Veneto sono arancioni. Era giusto per informarti. Così non Qualcuno ha domande? Parisi e Zambò. Sì, allora, dottor Falò, buongiorno nuovamente. Dunque, due domande per quanto riguarda i vaccini. C'è molta preoccupazione da parte della gente che ha delle problematiche per quanto riguarda insomma, casi di malattie, eccetera, che dicono non possiamo farci il vaccino. Come devono comportarsi anche con i medici di base per non risultare persone che non vogliono farselo ma non possono farselo? Questa è la prima domanda. E poi, se abbiamo tempo, se è possibile sapere la differenza dei vaccini nella catena del freddo per conservare la distribuzione con ad esempio quelli del
Pfizer BioNTech con i meno 80 gradi rispetto all'altro vaccino che può essere tenuto normalmente in frigorifero, nei freezer, a una temperatura differente. Grazie. Guardate, la vaccinazione avviene su convocazione. Sono state definite delle fasce di rischio e è bene che seguiamo quel modello. In prima battuta, l'ho detto, operatori sanitari, strutture residenziali. In seconda battuta ci sono servizi pubblici essenziali e ci sono categorie a rischio, in particolare per classe anagrafica, sono gli anziani. Si scusi professore, perché non ho specificato, è la preoccupazione per chi ha delle conclamate allergie. Beh, chi ha conclamate allergie avrà una specifica anamnesi prima di sottoporsi al vaccino, sarà in un ambiente molto protetto dove vacciniamo, c'è un ambiente protetto e non a caso è richiesto obbligatoriamente la presenza di un medico dove si vaccina. Se ci fosse qualche reazione, poi guardate che le conclamate allergie forse saranno trattate con particolare attenzione, non è che non si tiene conto di questo. Quindi se lo faranno lo stesso il vaccino? Ma vediamo, Sì, ci sono anche dei criteri di esclusione per il vaccino. Cioè, non è che andiamo, però non vorrei neanche adesso pensare che noi finora non è che abbiamo registrato tutti questi casi di allergia. Siamo stati anche abbastanza attenti su pazienti che hanno anche una storia di reazione allergica, no? A trattare con grande attenzione, però non abbiamo avuto finora situazioni. Quando capiteranno persone particolarmente a rischio, adotteremo tutte le precauzioni del caso. Insomma, se l'eventuale rischio è una conclamata allergia alla penicillina che c'è, quella persona non assume penicillina, si trovano soluzioni diverse, insomma. Poi avremo 3 tipi di vaccini, probabilmente anche la risposta eventuale di grave allergia potrebbe essere anche diversa a seconda del tipo di vaccino, che non sono perfettamente identici. Sul vaccino che stiamo utilizzando è noto, va conservato a -80 da quando si scongela, ci sono 4-5 giorni per l'utilizzo previo, insomma, ricostituzione e diluizione. Poi c'è invece un vaccino che viaggerà a temperatura ambiente per qualche giorno, che è l'Astra, e c'è il Moderna che invece viene tenuto a -20, può stare in frigo per un certo periodo e può rimanere fuori dal frigorifero anche questo per qualche giorno, insomma. Quindi sicuramente molto più maneggevole del passaggio direttamente da -80, da quando lo toglie a -80 ai 4 giorni per consumare, no? L'altro sta a -20, ma poi può stare anche, mi pare, 3 settimane nel frigo normale, a temperature normali di 1 grado, 2 gradi. Ma perché c'è questa differenza? Sono gli eccipienti? il materiale, gli additivi, il vettore del vaccino, che più o meno oleoso, più o meno componenti che lo contengono, magari lo rendono poi più o meno facilmente utilizzabile. È ovvio che la -80 e anche il -20 preserva il vaccino, non lo cristallizza così com'è, insomma. Grazie. Sono anche trasporti, no, lungo periodo, da quando esce dalla produzione fino a quando lo utilizzi, insomma, hai la garanzia che rimane perfettamente come quando è stato preparato. Zambon e Pederiva, avevo capito bene, e scusa, è il collega, sì. No, semplicemente appunto alla luce dell'ordinanza che pare di capire sia stata firmata e che ci mette in zona arancione, volevo chiedere un commento all'assessore. Se ci dà speranza al di là del gioco. Ma io non posso fare nessun altro commento di quelli che diceva il Presidente, non sapendo ancora in maniera ufficiale qual era la nostra classificazione. C'è una parte
tecnica, scientifica, quindi Istituto Superiore di Sanità, CTS, che in base a tutta una serie di parametri fa queste valutazioni, e noi chiaramente, giustamente, ci atteniamo a quelle che sono le osservazioni che ci vengono fatte e alle designazioni che vengono fatte. Altro, Martina? No. Pederiva e Gazzettino. Era esattamente la stessa domanda, magari cogliamo l'occasione per ricordare ai cittadini in cosa consistono le misure restrittive. Allora, l'area arancione consiste in quella che abbiamo già sperimentato durante queste vacanze di Natale, che era quella non dei festivi, prefestivi, ma tutti degli altri giorni. Quindi vuol dire bar e ristoranti chiusi, negozi aperti non è prevista la mobilità solo all'interno del proprio comune. No? Questo mi sembra che siano, insomma, a memoria le 3 linee, insomma, che qualificano l'area arancione. Poi chiederemo meglio all'avvocato Botteon oggi. Prego. Buongiorno, Stefano Pittarello, 3 Padova, 7 Golder. È una puntualizzazione, quanto aveva detto prima, della prossima settimana, che quindi iniziano i vaccini per gli ottantenni. No, non vorrei essermi spiegata bene, ma l'avevamo già detto anche l'altro giorno. Noi stiamo già approntando il piano per la chiamata per gli ultra ottantenni, che è la corte che noi dobbiamo chiamare sempre in base al piano Arcuri dopo la prima fase, ossia operatori sanitari, ospedalieri e territoriali, anche del privato convenzionato, RSA, disabili all'interno di strutture, eccetera. Abbiamo gli over ottantenni. Noi ci prepariamo, cioè stiamo già preparando per febbraio, insomma, quando avremo i vaccini, eccetera, già, perché comunque fa presto arrivare a quelli che sono i passaggi successivi con la chiamata. Infatti era proprio questo il discorso, cioè la chiamata, c'è in qualche modo anche gli ultra ottantenni, le famiglie possono prepararsi loro stessi a far domanda o aspettano il medico di base? No, guardate, la domanda no, perché altrimenti poi non la gestiamo. Quindi come tutti i piani vaccinali che abbiamo già fatto e che sono sempre stati fatti, insomma, c'è una chiamata diretta. Con orario, luogo dove uno deve andare. Tosato e poi chiudiamo. Sì, per il direttore Flor, proprio ieri Agenas, che è, come lei ben sa, l'agenzia per i servizi alle regioni del Ministero della Salute, ha tirato un po' le orecchie alla sanità del Veneto, segnalando che i tassi di occupazione sia in area non critica che nelle terapie intensive i tassi di occupazione dei posti letto sono superiori alla soglia d'allerta. Non solo nel Veneto, ma insomma ci sono segnali di riduzione di questo affollamento, segnali che si vanno concretando? Ma guardate, il tasso di allerta per le terapie intensive è il 30%. Noi ce l'avevamo il 20 novembre. Mi pare che di cosa stiamo parlando. Stiamo parlando del dato diffuso ieri da Agenas. Il dato ce l'avevamo il 20 novembre. Mi pare che è passato un mese e mezzo. Abbiamo una disponibilità di posti. Vedete, la nostra vera forza è che il servizio sanitario, ancorché molto impegnato, ma ha margine per ospitare malati, ancorché abbia numero di malati alti, elevato. Noi abbiamo un margine ancora di capienza e quindi di offrire assistenza non solo ai malati Covid. Ricordo che siamo partiti a febbraio, l'ha detto stamattina il Presidente, con un certo numero di posti di rianimazione, oggi ne abbiamo 220 in più attivi, e questo ci consente di far fronte a numerose altre attività. Poi, se il dato è il Veneto ha tanti ricoverati, insomma, non è che possiamo anche lamentarci se siamo capaci di ricoverare tutti i malati. E con questo vi annuncio che domani non ci sarà la conferenza stampa, ci rivediamo lunedì post tampone. Grazie. A domani.